Ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, schiedo pure il baccalà, che forma e sa la nostra. Benvenuti ad un nuovo appuntamento di Brescia in tavola. Eccoci qui, cara e bella Federica, la ricetta di oggi. Oggi prepareremo pasta cotta nel vino. Pasta cotta nel vino. Buonissima. Particolare, come ricetta. Allora, è un tegame con spriser del boter, aglio, cipolla e rosmarino. Tutto insieme. Tutto insieme, il fonnà piano piano. Poi dopo aggiungiamo i pelati o la salsa di pomodoro con un po' di acqua, insomma. Il fonnà pian pianino. Nel frattempo fon köser la pasta e dell'acqua. Aia! Ti mi è pestata il pè! Scusa! Sono sciafuta, ho dentro la sguancia color maela! Aia! Colur? Color maela! Se mio cosa è la maela? Ma che bontà! Ma che bontà! La maelo, cos'è sta maelo? Ma penso, l'ho sentita ancora, sì, è un termine abbastanza comune nel dialetto, penso sia la fragola. La fragola! L'illuminazione della signora Angela, lei piace la maelo? Beh sì, sì. Ne mangia tante? Beh, insomma in questa stagione si comincia, dai. Senti, la maelo, cos'è sta maelo? La maola? Non ne ho la più pallida idea. La maola. Pare che sia qualcosa che si trova dall'ortolano, dal fruttivendolo. Così. Questo è il suggerimento che mi hanno dato. Mazzate Federica. Pier, ragazzi, è una garanzia dei nostri programmi per Teletutto. Cos'è sta maelo? La Maelo. Pensa che me credi che lei era la saresa e invece ho scoperto che lei è la fragola. Perché se vai dal fruttivendolo e dici vorrei 2 kg di maele. Lui mi dà le fragole ma mi dà le sarese. Ah, ho capito adesso che cos'è la maelo, la fragola. Fammi a te come il signor Piere, e poi lì sconfondo la sarisa con la maela. Vabbè, però c'ha ragione, sono entrambe rosse, quindi. Ma che c'entra? La sarisa è la sarisa, la maela è la maela. Mo che lo lì è... Dai, non mannai, pasta sennò cotta che... nel vino, pasta cotta nel... Avevamo aggiunto i pelati, poi dobbiamo mettere il vino e il sale. Bravo, pelati, vino e sale e fon köser per una quindicina di minuti. E intanto che si rendrà a favore la pasta, che fu mia köser del tet, ma a metà cottura circa la sculò e la mettiamo nella nostra salsa. Ma che pasta usiamo? Le farfalle, i rigatoni? A piacere. A piacere. A piacere, a me mi piace le penne, però a piacere. Allora, le galline, le penne. coccodè. Allora, metto dentro tutta della nostra bella salsa, la nostra pasta che è a metà cottura e fenon de chisilla lì è nella nostra salsa. Quando è pronta, la tiro in fuori, la metto nella nostra bella basiolina e è pronta da mangiare. Gustiamocela. Gustiamocela con un bel bacio, Un bijou. Un bijou. Sono francese a me, Sei francese? Ah, sì. Sei proprio francese, mais oui, certo. oui. Le calcoli della grammaire, brava. La Francia, quindi tu sei proprio nativa del Parigi, proprio parigina doc. De Paris, Sei de Parigi, Paris. di Borgo Satollo. Sì, Paris de Borgo Satollo, sì. Va bene, grazie amici e amiche, alla prossima. Ciao. Ma che bontà! Le ricette e le puntate di Brescia in tavola sul sito internet bresciaintavola.com.